buonasera a tutti, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la web series dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Quest'oggi parliamo di uno spettacolo la cui storia recente è stata fortemente, condizionata dall'emergenza Covid, ovvero del debutto della nuova versione di Cercivento. Uno spettacolo di Riccardo Maranzana e Massimo Somaglino, impegnato anche alla regia, con Alessandro Maione e Filippo Quezzel. Uno spettacolo tratto da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi con la produzione del Teatro dell'Elfo. Uno spettacolo che coinvolge tanti attori importanti e ne parliamo insieme a Massimo Sommaglino, Carlo Tolazzi, Alessandro Maione, Filippo Quezzel e Giuseppe Bevilacqua, direttore artistico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove il nuovo allestimento avrebbe dovuto debuttare a febbraio e poi a ottobre del 2020, su quello stesso palco dove aveva visto in scena il primo allestimento di questo spettacolo, un allestimento che sicuramente in molti ricordano, della stagione 2003-2004. Quindi innanzitutto do il benvenuto a tutti i nostri ospiti di questa sera e grazie per essere insieme a noi. Grazie a voi. Ciao. Come dicevo appunto, Cercimento è tratto da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi ed è uno spettacolo che racconta una storia vera, ovvero quella di un gruppo di 4 alpini friulani passati per le armi il 1° luglio del 1916 con l'accusa di rivolta in presenza del nemico. Più di un secolo dopo, questa storia è ancora irrisolta e trova a teatro una delle sue rappresentazioni dei suoi racconti. Quindi io partirei appunto da Carlo Tolazzi, a cui chiedo di raccontarci la storia dei fusilati di Cercivento. Sì, buonasera. Allora, lo scenario è quello della Prima Guerra Mondiale. Siamo nella zona del Passo di Montecroce Carnico ed è il 23 giugno del 1916. Una compagnia italiana riceve dal suo comandante l'ordine di attaccare i tedeschi che si trovano un centinaio di metri più in là sulla cima della creta di Collinetta. L'ordine è chiaramente un ordine suicida, nel senso che gli austro-ungarici sono troppo favoriti ecco, vediamo in scena le due cime della creta di Collinetta. Gli austriaci sono troppo avvantaggiati dalla loro posizione perché l'azione degli italiani non sia un autentico suicidio, e la compagnia lo fa presente al capitano, il quale comunque non vuole assolutamente recedere dall'ordine che ha dato, e dopo una discussione molto accesa l'intera compagnia viene deferita alla corte marziale, sostituita da un'altra compagnia. 2 giorni più tardi, nella chiesa di Cercivento si svolge il processo, cioè viene allestita la corte marziale per giudicare questi 80 soldati della compagnia italiana. Di essi 4 vengono riconosciuti agenti principali della rivolta e vengono, secondo un articolo del codice di procedura penale militare, condannati alla fucilazione. Fucilazione che viene eseguita il 1° luglio del 1916 alle 4:59 del mattino dietro il cimitero di Cercivento. Questa, in rapidissima sintesi, la storia della fucilazione di Cercivento, simile probabilmente ad altri tipi di rivolta che si sono verificati durante la Prima Guerra Mondiale, generalmente a causa del malcontento dei militari di fronte al comportamento dei propri ufficiali. 100 anni dopo, e siamo adesso, la questione è stata ripresa in mano a livello parlamentare per cercare di trovare un modo che equipari l'Italia a quello che è il comportamento delle altre grandi nazioni europee che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale, le quali hanno praticamente riabilitato tutti coloro che sono stati fucilati per motivi disciplinari in guerra. In Italia questo non è ancora successo. Io ho scritto questa storia nel 2001 e ho immaginato appunto che 2 dei 4 militari che vengono fucilati a Cercivento si scambino le loro impressioni su quello che è accaduto e su quello che loro accadrà soprattutto un paio d'ore prima che la sentenza venga eseguita. Ecco, questo in breve è l'antefatto.
Esatto, quindi parliamo di uno spettacolo scritto appunto nel 2000-2001 che è stato rappresentato una prima volta appunto nella stagione 2003-2004 e prima appunto di addentrarci nella storia dello spettacolo e di come questa si intreccia con la storia della Grande Guerra, vorrei chiedere appunto a Giuseppe Bevilacqua che cosa l'ha convinto a programmare questo spettacolo quando Massimo Somaglino ormai un paio di anni fa gli ha proposto di far debuttare questa nuova versione proprio al Teatro Nuovo, anche con un allestimento particolare, cioè con anche il pubblico sul palco. Tutto, cioè è una di quelle occasioni dove così lo spirito del teatro di ospitalità si esprime, direi, quasi come un modello, cioè ci sono tutti proprio gli elementi, perché c'è la relazione con degli artisti importanti del territorio, c'è l'aspetto diciamo di questi cerchi concentrici, cioè la storia del territorio, e c'è la relazione poi con temi storici e anche, direi, derimenti dal punto di vista della storia delle idee, della politica e del riferimento alle radici storiche. C'è il dramma esistenziale che viene commesso con grande sapienza, direi, teatrale, questa relazione all'interno del modello del teatro dell'angustia. Il teatro dell'angustia, che è appunto una categoria interpretativa per cui appunto in uno spazio ristretto si scatenano e si possono mettere in luce diciamo delle dinamiche di rapporto, proprio perché i personaggi sono costretti a stare dentro uno spazio ristretto. Questo rievoca ancora di più la nostra condizione adesso, in cui siamo appunto in questa relazione che è sì aperta attraverso questo grande dono che è la possibilità di comunque vederci, comunque incontrarci, ma siamo poi in realtà costretti dentro uno spazio. La cosa affascinante di questo testo è che normalmente nel teatro dell'angustia i personaggi acquistano una dimensione così mitologica, mentre invece qui c'è un radicamento storico e c'è anche la profondità, diciamo, della condizione esistenziale estrema. Noi in accademia ogni tanto facciamo un esercizio che è di far scrivere agli allievi una storia dicendo fra 5 minuti il mondo termina, hai 5 minuti di tempo per scrivere le tue maledizioni al mondo e le tue benedizioni al mondo. E vengono fuori delle cose straordinarie dentro questo limite, diciamo così. Comunque è un'occasione per vivere la condizione, diciamo, di teatro dell'ospitalità con un vissuto profondo, simbolico, di alto livello. E poi ovviamente, adesso questa era la premessa, finisco perché devono parlare loro, non io sono solo e quindi naturalmente c'è anche la condizione principe del teatro, che è quella della relazione diciamo storica tra le persone, per cui io quando Massimo è venuto a trovare, sì, si aprivano dei mondi di ricordi, di relazioni, di aspettative, di stime sincere, di amicizie, quindi c'è un allineamento perfetto, ecco, di questo, e sono molto contento e veramente sarebbe un segno molto importante andare in scena presto. Ecco, appena possibile. Io adesso basta, non mi dilungo perché avrei tante altre cose da dire, però
Ecco, questo, l'ospitalità, ecco, termino con questo, l'ospitalità per noi al Teatro Nuovo, almeno così come l'ho sempre pensata io, non è un termine burocratico con cui il Ministero o la Regione dà dei fondi, ma è qualche cosa di fondante del teatro stesso, perché in fondo il teatro è un po' anche questo di smettere le armi della guerra e della violenza e dei rapporti umani e a aprirsi a un'altra dimensione più civile del teatro. Infatti è incredibile come in questa situazione in cui noi siamo, lo spazio, il luogo, diciamo, della possibilità dell'essere umano di esprimersi e di incontrare relazioni non guerresche, ma di cura, perché non siamo in una guerra, siamo in un grande ospedale planetario di campo, ma vogliono dirci che siamo in guerra, ma non siamo in guerra, e che il teatro, che è il luogo della cura principale, viene, dice nessuno ne parla. È incredibile, una cosa incredibile. Ecco, scusatemi lo sfogo finale. No, penso che sia appunto un sentimento condiviso e in particolare condiviso tra noi che siamo qui, perché appunto ricordiamo che questo spettacolo appunto aveva previsto il debutto il 25 febbraio del 2020 e anche diciamo il secondo debutto era proprio a fine ottobre, qualche giorno dopo questa nuova chiusura dei teatri, quindi insomma penso che tutti noi che siamo qui lo sentiamo particolarmente questa difficoltà del momento e quindi cioè, ripartiamo un po' dall'inizio, partiamo un po' dai ricordi e quindi è naturale un po' chiedere anche a Massimo Somaglino se effettivamente è andato così l'incontro con il direttore Bevilacqua qualche anno fa e come è nata l'idea di riallestire questo spettacolo coinvolgendo appunto due attori giovani e diversi. Dunque, sì, io intanto voglio ringraziare Giuseppe per le sue parole e anche per la tenacia con la quale ha continuato a sostenere Cercivento, nonostante intorno a noi il mondo stesse crollando. Perché effettivamente per ben 2 volte ci siamo trovati nella tristissima situazione con i ragazzi di fare la prova generale dello spettacolo di un debutto che ancora non è avvenuto. Questa, da un punto di vista umano è una condizione davvero che mette alla prova, no? Perché condivido pienamente tutta l'analisi di Giuseppe sulla condizione nella quale ci troviamo e sull'assurdità della chiusura dei teatri, della mancanza della possibilità, e infatti siamo costretti, ma insomma a fare tutta una serie di azioni tese a ricordare al pubblico che c'è un modo, c'è un altro mondo è possibile, c'è un'altra possibilità, ma che in questo momento ci viene negata in qualche maniera. Diciamo che la decisione di riallestire lo spettacolo, gli abbonati dell'ente regionale teatrale, probabilmente qualcuno, quelli che hanno l'abbonamento da circa 20 anni, si ricordano l'edizione precedente in cui in scena c'era uno straordinario Riccardo Maranzana e il sottoscritto in questa edizione del lavoro in Théâtre en Ronde, no? Con i cerchi concentrici di cui parlava anche Giuseppe prima, uno spazio piccolo dentro il quale due attori rappresentano un mondo che sta tutto intorno e che separa e che presenta una separazione, una distinzione fra quello che è il dato, diciamo, rituale scenico e tutta la presenza dell'assemblea, no? alla ricerca della ricostruzione di questo rito fondamentale della società che è il teatro. La cosa è andata un po' così, che io ho inseguito il direttore artistico
del Teatro dell'Elfo, Elio De Capitani, per molti anni. Lui aveva visto lo spettacolo, gli era piaciuto molto, io continuavo a dirgli bisogna che lo rimettiamo su, non adesso. Poi è arrivato il centenario della Prima Guerra Mondiale con tutte le celebrazioni e io gli ho detto, adesso lo possiamo fare? No, non adesso. Lui diceva diffida dalle celebrazioni, diffida dai centenari. Finché un giorno, buongiorno Elio, come va? Adesso. E quindi a quel punto bisognava farlo. Perché bisognava farlo? Era 2 anni fa, solo che intanto era passato del tempo. Forse 2 anziani, come eravamo diventati Riccardo Manazzana e io, non potevano più farlo, per cui mi sono rivolto a 2 giovani, come sono Filippo e Alessandro, con l'intento di consegnare loro una responsabilità. Non so se gli ho fatto un favore, perché portare in scena una memoria così dolorosa, così profonda, così umana, così al limite, è anche un carico di responsabilità. Non si tratta di portare in scena una commedia, si tratta di portare in scena il dramma dell'ultima ora di vita di 2 condannati a morte ingiustamente. E quindi così. Recitare 2 persone realmente esistite, sia nella prima esperienza, Riccardo ed io, sia in questa seconda, non è come portare in scena Amleto, no? È un po' davvero incaricarsi. Voglio dire, Angelo Massaro e Basilio Matiz, che sono i personaggi che sono in scena, mentre vivevano la loro tragedia, non avrebbero mai immaginato che qualcuno un giorno, 100 anni dopo, avrebbe portato in scena la loro storia, con il loro nome e con la loro identità. Poi è successa questa cosa del Covid, che ci ha anche costretti, da un certo punto di vista, a realizzare una fase 2 del lavoro, cioè una seconda versione. Quindi adesso dello spettacolo Cercivento esistono 2 versioni differenti, una con l'impianto tradizionale, diciamo, progettato all'inizio, originario del Théâtre en Ronde, e una in una versione frontale, diciamo Covid free, in cui gli attori, che invece sul rapporto fra loro fondavano l'essenza della loro recitazione, della loro presenza scenica, non si possono nemmeno toccare e non si toccano durante tutto lo spettacolo, mantengono la distanza. Questo l'abbiamo costruito nel momento del secondo debutto, ma anche questa non ha funzionato, no? Quindi veramente adesso non c'è altro da fare se non davvero sperare e aspettare che le cose si mettano per bene, in modo che lo spettacolo possa debuttare, perché adesso voglio che parlino loro. Credo che vivere un'esperienza così, anche di ricerca su se stessi, sull'allestimento, sulla preparazione del lavoro, per poi non portarla in scena, sia davvero anche un'esperienza artisticamente dolorosa. Grazie a Massimo Somaglino. Infatti io volevo proprio rivolgermi a voi, appunto, Alessandro, Filippo. Si parla di responsabilità, la responsabilità di portare in scena una storia vera, che appunto di 2 persone, appunto Basilio e Angelo, che non avrebbero mai immaginato che dopo 100 anni, appunto, la loro storia venisse poi così raccontata, ma anche un po', diciamo, la responsabilità di riprendere un testo molto apprezzato e lavorarlo, insomma, insieme a chi era in scena qualche anno fa. Come avete accolto, diciamo, questa sfida, e com'è stato lavorare su Cercivento? Com'è lavorare su Cercivento? Se risponde Alessandro, poi Filippo. Ok. Alfabetico. Allora, buonasera a tutti intanto. Allora, lavorare su Cercivento è stata un'esperienza molto interessante e di continua formazione per quanto mi riguarda. Io sono di Udine e Cercivento l'ho sempre sentito nominare da tutti conoscono questo spettacolo, e quando mi è stato proposto da Massimo
di farne parte, di far parte della squadra che avrebbe rimesso in scena lo spettacolo. È stata una grande emozione, devo dire. Non priva di responsabilità, indubbiamente. Però in questo devo dire che Massimo è stato molto bravo a non farci pesare quello che è stato. Quindi è stato un percorso molto libero, è stato un percorso di ricerca vera, dove noi abbiamo potuto mettere in campo le nostre peculiarità e le nostre caratteristiche, perché siamo chiaramente due persone diverse. E devo dire che veder nascere questo spettacolo è stato come vedere un bambino pian piano crescere, no? E vederlo nascere. Speriamo che si possa partorire poi questo spettacolo del tutto. Esatto, condividerlo. È stata un'esperienza di conoscenza anche mia e di Filippo, che non ci conoscevamo, molto bella. Si è creato un bellissimo legame, un bellissimo feeling nella scena, necessario, direi quasi, non so se Filippo poi è d'accordo con me, necessario per la riuscita di questi due personaggi, che prima di tutto sono veramente due uomini veri, due esseri umani, molto, molto vari nella loro personalità, e questo bisognava tirarlo fuori. Grazie a Filippo, anche io mi sento di ringraziarlo, grazie a Max ovviamente, sostenuti da un testo forte di Carlo, siamo riusciti a trovare quella fiammella che ci accende ogni volta, pur dolorosamente dovendo riprenderlo più e più volte, rimetterlo, modificarlo, riadattarlo, ritrovarci, ricalibrarci, però quella fiammella fortunatamente si riaccende. Poi magari Filippo adesso non so se dirà tutto il contrario, ma no, spero di no. Ecco. Grazie Ale per queste parole. No, in realtà sono veramente d'accordo con quello che hai detto, ma per me anche è stato un percorso di formazione, nel senso che ho imparato un sacco di cose annullate poi da questa chiusura di questo non andare in scena il giorno dopo la generale, e poi ne ho reimparate delle altre per quest'altra versione, quindi è stato un continuo imparare cose nuove, e quindi per me è una cosa bellissima in realtà. E a questo punto credo che ne imparerò altre, perché non so in che versione, ci sarà una terza versione che sarà probabilmente una via di mezzo tra la versione non so più cosa aspettarmi, però mi porto a casa un sacco questa cosa dell'aver scoperto delle cose di me nuove, anche perché era la prima volta che stavo in scena, eravamo in due in scena, e siamo in due, e non ho mai fatto una cosa così in vita mia, e questa cosa qui mi riempiva di anche un po' di paura all'inizio, ma anche di voglia di fare tantissimo, e mi gasava. Ed è vero questa cosa che Ale dice, che tutti parlavano di questo. Io che sono arrivato da fuori Udine, no? Sentivo questa cosa che tutti conoscono e parlavano di questo spettacolo, ma anche in Veneto in realtà. E quindi c'era un po' questa cosa aveva un che di leggendario questa cosa qui, che mi dava energia in realtà, quindi bella anche questa cosa qui. Qui la domanda naturale è: ma l'avete visto voi lo spettacolo nella prima versione? Io sì, avevo 4 anni, mi ricordo ancora, no, non è da bambino portato a teatro. L'ho visto in video, abbiamo visto dei video, è stata una cosa molto... Mi è piaciuto vederlo in video. Mi ha fatto anche... mi ricordo che non so se volevo proprio vederlo all'inizio, ho detto, no, non voglio vedere nulla, poi alla fine invece è stato super utile, e anzi mi piacerebbe rivederlo ancora, quindi ne approfitto per chiedere, posso rivederlo? Posso fare una domanda? Massimo, posso fare una domanda ai tuoi attori un attimo? Ma ci mancherebbe, è un Mi onore. interessa come insegnante.
Cioè, questa esperienza che è stata così, adesso, no? Voi, durante la giornata, ogni tanto vi rispuntano questi personaggi a frammenti, non so, li balbettate, non so, mentre state col computer o un libro, oppure ci ritornate sopra. Interessa come insegnante per vedere come capire come i giovani attori. Ecco. Allora, per me, diciamo che non avendo fatto debuttare questo spettacolo, è un pensiero un po' fisso. Cioè, è un pensiero che ritorna, è un pensiero che arriva come un tarlo e rimane lì, dice ma ancora non abbiamo debuttato. A me capita questa cosa di ripensare al personaggio, io faccio Basilio Matiz, che fu un alpino di Timau, quindi carnico, della profonda Carnia, quasi austriaco. E dovendo attivare la cadenza carnica nello spettacolo, ogni tanto mi ricapita che mi esca la D carnica durante le mie conversazioni e dico buono Basilio, buono, stai lì buono, ce n'è ancora un po' da aspettare. E poi ogni tanto parlando con qualcuno mi torna fuori magari una frase dello spettacolo, qualcuno dice proprio magari una frase dello spettacolo e torna fuori questo spettacolo che ci inseguiamo a vicenda un po'. Speriamo di farlo, come diceva Filippo, perché se no diventiamo anziani anche noi e ci cambiano, ci sostituiscono. Trovarne altri due. Esatto. Sì, io ci penso e mi capita di pensare tantissimo a Udine in realtà, che non so se probabilmente c'entra come perché abbiamo lavorato lì e ho scoperto, non conoscevo bene questa città e mi sono un po' innamorato in realtà, quindi penso sì allo spettacolo, però penso a tutta la situazione che le strade, cioè, penso alla città, penso all'ambiente che ho vissuto lì e tutto quello che poi ha portato a vivere lì quel periodo. A quello ci penso veramente molto. Bello. A parte il testo, le cose, Mi capita molto, tra l'altro, una cosa, quando vedo i militari ci penso in continuazione. Se esco, mi è capitato di prendere il treno a Padova o uscire a Venezia così e ci sono questi militari fuori che stanno in piedi e appena vedo un militare penso ad Angelo Massaro e mi vengono in mente un sacco di cose, penso all'inutilità e alla stupidità di un sacco di dinamiche belliche e ci penso per 10 minuti, poi basta, poi smetto di pensare. No? Grazie, scusatemi l'invasione. Io quasi girerei in realtà la stessa domanda anche a Massimo e a Carlo, perché è interessante anche il loro punto di vista, loro che stanno vedendo questo testo. Immagino appunto che anche Carlo Tolazzi stesso, quando l'ha scritto, non immaginava che avrebbe avuto questa vita, non lo so, lo speravi forse? Ma diciamo che in confronto alla vita piuttosto travagliata che hanno avuto i protagonisti di questo lavoro stiamo andando sul velluto. Comunque no, è chiaro, non immaginavo, però mi ha fatto molto piacere l'opportunità, e di questo ringrazio Massimo, ringrazio Giuseppe, di poter rivedere questo lavoro, di poterlo rimettere in scena. Pensavo di intitolarlo Ricercivento, forse un titolo che potrebbe valere per sempre adesso, no? E poi, niente, aggiungo una piccola cosa che è un po' comica. Si è rovesciato il rapporto. Adesso, quando si sa che siamo nell'imminenza di debuttare con Cercivento, la nazione si allerta perché sta per scoppiare una nuova epidemia. Dobbiamo metterla in questi termini. Potresti scrivere una cosa su questo, no? Certo. No, non dire così, Giuseppe, non sai a cosa vai incontro. Ma la scrivere sarebbe bello, però anche vederla dal punto di vista poi alla fine del lieto fine, insomma. Guarda che la specialità di Carlo Tolazzi è trasformare le cose serie in stupidaggini, quindi non sfidarlo su questo terreno.
Insomma, c'è il paradosso liberante. Bravo Giuseppe. Certo. Giustamente potrebbe diventare il terzo, il quarto allestimento, riscrittura di... No, ma io posso chiedere una cosa io a Massimo. Massimo, posso chiederti una cosa? Ci mancherebbe. No, cioè a me interessa questo aspetto di questa trasmissione a dei giovani, no? Mm-hmm. Perché è un modello molto importante. Adesso anche Giorgio Barberio Corsetti che si è rimesso a trasmettere un'eredità senza mitologie, ma ci puoi dire qualcosa? Perché qui mi interessa molto questo allora, aspetto. Io ti devo dire, intanto ti racconto com'è nata, perché ancora una volta c'è lo zampino di Elio De Capitani. L'ultima edizione del Sogno di una notte di mezz'estate del Teatro dell'Elfo, che io vidi nel 1981, quando Rodolfo Castiglione lo portò a Udine, e allora mi ricordo che dissi: che compagnia straordinaria, che meraviglia, no? E io devo riuscire a contattarli in qualche modo, a inseguirli, a raggiungerli, cioè, poi alla fine ce l'ho fatta, e sono molto contento perché oggi il Teatro dell'Elfo è l'ultimo superstite di quella stagione delle compagnie teatrali, dei gruppi, diciamo, di ricerca. In quegli anni, negli anni 70, se ne sono formate tante e poi, tu lo sai bene, piano piano si sono perse, un po' disgregate e rovinate. Loro sono ancora lì, a testimonianza ancora una volta che un altro mondo è possibile, che c'è un altro modo di fare le cose, no? Ma l'episodio che mi ha fatto ragionare su questa cosa è stato che appunto l'ultima edizione del Sogno della notte e mezz'estate, vista 2 anni fa al Teatro dell'Elfo, Elio De Capitani, che aveva interpretato Bottom per tutta la vita, praticamente per 40 anni, lo ha consegnato nello stesso allestimento a un giovane, Marco Bonadei, che ha preso la maschera, perché è una maschera, di Bottom e lo ha ricevuto in eredità, secondo la tradizione antica della commedia dell'arte, no? Che Arlecchino passava di mano, che Arlecchino diventava Pantalone e così via. Allora questo porta con sé una artigianalità del fare teatro di bottega, con la quale io ho un buon rapporto, mi sembra una cosa molto giusta, no? E così mi è venuta l'idea di consegnare questo lavoro a 2 giovani, non perché ritenga, come posso dire, che debbano qualcosa alla generazione precedente, no? Non è questo. È che appunto l'artigianalità del teatro passa anche attraverso la consegna del mestiere, e io so che loro hanno detto che hanno imparato tanto nel provare questo spettacolo. Io ho imparato tanto nel farlo. Certo. Credo davvero come attore di essere cresciuto molto facendo Cercivento, nel rapporto con il mio compagno di lavoro che era Riccardo Maranzana, per cui tutto questo volevo consegnargli, non soltanto la memoria del testo, la memoria della storia, la memoria storica della Prima Guerra Mondiale, eccetera, ma la memoria di una artigianalità teatrale che oggi è rarissima. Sì, bello. È bello anche questo, a me ha affascinato molto questo aspetto, e perché proprio questa idea della trasmissione di uno spirito, perché a me è capitato proprio adesso, cioè sì, tante cose, di fare un esercizio con il maestro e Margherita di Bulgakov, che io ho fatto tante volte, eccetera, con un'allieva. E ho sentito proprio questa cosa che dicevi tu, cioè in realtà ero io che imparavo, cioè imparavo quello un po' che diceva Strehler, no? Ti ricordi che diceva, ogni epoca teatrale ha i suoi codici, no? In cui riconosce il veritiero e l'autentico e il veritiero, no? Quello che noi riconoscevamo
20 anni fa, adesso non è più. E questo è però non una teoria, è nel corpo degli attori giovani. Chiaro. Parlano in un altro modo, pensano in un altro modo, però quando sono a contatto con quello che dici tu, cioè l'artigianalità del teatro, cioè la dimensione materiale, materica, vivente della persona, si aprono a questo. Ovviamente tu sarai stato, ovviamente tu dici sei che hai recepito quello che veniva da loro, però questo veramente è il futuro. Io credo che questo sia veramente una possibilità, un altro modo di fare teatro, cioè proprio, come dire, adesso dico per me, vecchi e giovani, ecco. si crea subito una scintilla, no? Si crea una dinamica, no? Molto forte, piena. Ecco. Scusami, adesso basta. No, figurati. Tu che insegni all'Accademia, io credo che per esempio uno dei percorsi possibili, che forse si pratica, non lo so, per la formazione degli attori è proprio quella di cimentarsi con i grandi interpreti o con i grandi, cioè al di là dei grandi testi, per carità, che ovviamente hanno una straordinaria importanza, ma anche con il teatro agito e fatto, e quindi con i grandi maestri del fare teatro. Sì, assolutamente, è proprio così. Io poi non so come la pensate voi, come la pensi tu, io nel mio piccolo sto cercando di insistere sul fatto che il regista insegna agli attori certamente, però è anche il peso della presenza scenica e dell'esperienza scenica dell'attore quello che può effettivamente trasmette proprio l'esperienza, come dicevi tu, appunto prima hai citato Elio che era Bottom, è nato Bottom. Guarda, è stata una cosa straordinaria quella cosa lì, sai? Lui è nato Bottom e poi dopo lo ha trasmesso, insomma, cioè lui veramente... Ma che straordinario rapporto si crea fra un maestro che capisce che è venuto il momento di consegnare la sua arte e l'allievo che accetta di riceverla, quindi di ricevere tutto insieme un'occasione e una responsabilità. E una relazione, certo. E una relazione, certo. Una ricezione. Uno scambio artistico, culturale molto, molto profondo e che è bello quando poi si realizza. Prima di concludere, solo una domanda naturale, cioè abbiamo parlato appunto di questo debutto che ancora non si è realizzato e adesso a che punto siamo? Possiamo immaginare quello che succederà? Possiamo dare qualche anticipazione al pubblico? Mi è stato detto di trattenermi su questo punto. Quindi abbiamo semplicemente basta soltanto dire che la dinamica di ospitalità nostra poi prevede il fatto che continuamente componiamo scenari diversi, cioè se le norme eccetera eccetera c'è questo spazio a marzo, se le norme eccetera c'è questo spazio ad aprile, se c'è quest'altro spazio a maggio, cioè facciamo scenari, se questo è troppo compresso c'è questo altro spazio più avanti. Quindi io così mi tiro fuori francamente dal farmi profeta, perché qua cioè ci costringono a essere dei profeti. Io sono manuale, cioè faccio degli scenari nel caso in cui concretamente con carta, penna e computer e vado avanti. C'è anche l'estate, c'è anche l'autunno, c'è anche aprile, comunque si fa, basta. Anche perché abbiamo capito che insomma è uno spettacolo che è molto importante ed è molto dentro, diciamo, ciascuno di voi coinvolti in questo allestimento. Quindi io vi ringrazio, quindi grazie a Massimo Somaglino
a Carlo Tolazzi, a Alessandro Maione, a Filippo Quezze e a Giuseppe Bevilacqua. Devo fare anche degli altri ringraziamenti doverosi e preziosi, ovvero al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e al Teatro dell'Elfo per la collaborazione. Ricordiamo anche che le foto che abbiamo visto sono foto d'autore, sono di Luca D'Agostino nell'edizione del 2003-2004 e di Giulia Agostini per il nuovo allestimento. E ringraziamo anche il Teatro Club che ci ha aiutato a recuperare i materiali della locandina, insomma del primo debutto di Cercivento. Quindi grazie insomma a tutte queste persone che ci hanno permesso di concludere, diciamo, questa chiacchierata. Grazie a voi e naturalmente grazie a tutti voi pubblico che ci avete seguito. Il Teatro a Casa Tua torna come sempre giovedì prossimo, sempre alle ore 18:30 sulla pagina Facebook dell'ERT Friuli Venezia Giulia. Possiamo già anticiparvi che il nostro ospite sarà Claudio Mariotti di Teatro al Quadrato, insieme a cui parleremo di Mi Piace, prossimo appuntamento di Circuito Aperto in streaming sui canali social dell'ERT domenica 14 febbraio. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie. Grazie dell'ospitalità. Grazie. Grazie.